la sua lingua o sono belli e fai piacere di scutare e fai piacere di ve sono cufonti. Ogni popolo che ha una sua lingua, quindi tutti i popoli, ha anche un amore particolare per la bellezza, perché amare la propria lingua vuol dire anche amare la bellezza, e quindi facciamo una specie di fuori programma, una specie di lettura presa da un brano che ha scritto un tipo che non era né occitano né franco-provenzale, ma sapeva dire la sua. Vi diciamo dopo chi era. Diciamolo subito. No, subito. No. Sparva ognin, Se si insegnasse la bellezza alla gente, la blussi al Jones, la si fornirebbe di un'arma e vuol dire contro un'arma la rassegnazione, contro la rassegnazione, la paura, la paura l'omertà, e l'umertà, all'esistenza di orrendi palazzi sorti e all'improvviso, palazza fruscher su all'improvviso, tutto il loro squallore, con tutta la sua le brezza, operazioni speculative, operazioni ci si abitua speculative, con si pronta abituano. facilità, senza tribulare. con pronta facilità. Si mettono le tendine alle finestre, Tengo il tendino alle al finestre, fornestas, le piante sul davanzale, cos'è il pianto e duale, presto e subito, ci si dimentica lo desmentiamo, di come erano quei luoghi prima, come che sei post ed duale, ogni cosa, e tutto ed il ogni ciò, cosa, tutto con il il solo ciò. fatto che è così, Ma perché che sparei? pare dover essere così, E Smith, da sempre, che hai da essi, e per farei sempre, da sampa e per e sempre. per sampa, per sampa, È per per sampa, questo per sampa, che per sampa. bisognerebbe E educare per suo la che gente educare alla Jones, bellezza, alla blussi, perché in uomini e perché donne, ti aumento il fiumello, in uomini e donne, non si insinui più l'abitudine l'abitudine e la e la rassegnazione, rassegnazione, ma rimangano sempre vivi, ma con resto sempre stampa, vivi. La curiosità la curiosità, e lo stupore. lo stupore. Peppino impastato. Peppino impastato, Peppino impastato, impastato. Peppino Impastato è vissuto abbastanza lontano, ma a volte che chi vuole il problema è sta un po' gli stessi. E a chi vuole fare una brutta fine, lui si è ostinato a difendere la bellezza e qualcuno non me lo racconta. Cittano, Da appena in Cittano, erano 2 o 3 di da del fuori, Piemonte. molto sul di setro, usa ponte, sui da che parte, molto sono in Gulè, casa c'è Resoles, molto il corpo da cruzata, scala torna dall'altra parte e al Valle Lans. Andò in me e Flavio. Antal Valle Lans lo va tipica la curenda e allora non fa sentire la curenda, se non si può usare, tu sono abituato a ballare. Da noi salti che anche a una festa, li priu organizzano la festa, o doverto un bal con una curenda e dopo bal pubblico, dopo tutti andiamo a ballare. Corrente cantate, vabbè. A questo caso facendo corrente della Val de Vieux. C'è un cavo con fricciolo, te avevamo un. Sto correndo di su, o vieni dal Val de Vieux.
E sono interessanti anche perché sono un po' un misto tra il piemontese che si parla giù, perché vengono cantate anche in piemontese ma non come currende, dalle nostre parti sono come currende, parlano di fascine dell'anno scorso che sono molto secche. Questa è una frase filosofica che probabilmente l'hanno capito anche da queste parti, che se le fascine le tagli l'anno prima, l'anno dopo bruciano di più, e quindi dice il fascine dell'anno passato si sono secci, e poi invita tutti ad andare a Piampumè. Piampumè è un posto che c'è sopra l'Emmie, che è molto bello, vanno anche a ballarci le masche. E ci stai inizi a spiegare un dunque, perché dopo se no vi ne sono troppi e già non sono troppo commerci. El facin et l'ampassa, sí que son secci, el facin et l'ampassa, sí que son secci stagionat. Dili cuvegno, a Piampumè, faccia da gria, e li cinque burundre. Dili cuvegno, a Piampumè, faccia da gria, e li cinque burundre. Ehi marona che gioia fase, in cui alave, ehi marona che gioia fase, in cui alave la tumile. Dili cuvegno, a Piampumè, faccia da gria, e li cinque burundre. Dili cuvegno, a Piampumè, faccia da gria, e le cinque burundre.